Eletto ieri il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e l'avvocato Adriano Barba nel corso del primo congresso provinciale del partito. La polizia di Gela impegnata in un'attività di controllo del territorio ad alto impatto, impiegati oltre 330 poliziotti, l'operazione effettuata in collaborazione con l'ASP, l'INPS e l'Ispettorato del Lavoro. La CNA nazionale è pronta a sostenere le attività di Agrigento Capitale della Cultura 2025, a dichiararlo il Presidente nazionale nel corso dell'assemblea di sabato scorso che si è svolta ad Agrigento presso il museo. Si è discusso del management del carcinoma alla mammella nel corso di un convegno medico a Licata. L'Agragas vince per 6-0 contro la Gioese, risultato utile per il Pro Favara in trasferta a Mazzara che si attesta seconda in classifica. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. Apriamo con la politica. Nel corso di un'affollata assemblea si è svolto domenica il primo congresso provinciale del partito Fratelli d'Italia, che ha visto l'elezione del nuovo coordinatore provinciale nella persona dell'avvocato Adriano Barba. Nel corso di un'affollata assemblea si è svolto ieri il primo congresso provinciale del partito dei Fratelli d'Italia, che ha visto l'elezione del nuovo coordinatore provinciale nell'avvocato Adriano Barba, avvenuta per acclamazione insieme al coordinamento provinciale che ha visto in testa per voti Paolo Antinoro con 181 preferenze, quindi Giambrone con 174, Bono con 166, a seguire Pitruzzella, Reina, Granata, Gammacusta, Castellino e Saporito, che rispecchiano le varie anime di riferimento all'interno del partito della Meloni in provincia. Ad Agrigento si è ottenuto un ottimo risultato in merito alle iscrizioni, oltre 4.000 tessere sottoscritte, in percentuale il miglior risultato del tesseramento in Sicilia. A consacrare l'elezione i big del partito, a cominciare dal parlamentare europeo Giuseppe Milazzo, dal senatore Pugliese, dall'ex coordinatore del partito e commissario d'Agrigento Giampiero Cannella, il senatore Russo, oltre che ovviamente al deputato regionale Giusy Savarino. Io ho lavorato con grande attenzione, con grande determinazione perché questo fosse un congresso unitario, quindi un momento di festa che coinvolgesse tutti. Abbiamo individuato nella figura di Adriano Barba un professionista in gamba con grandi capacità di ascolto e che ha voglia di spendersi per questo territorio, la figura migliore che possa essere di sintesi. Abbiamo anche designato un nuovo coordinamento provinciale, tanta gente che ha voglia di scommettersi e di fare per questo territorio e per Fratelli d'Italia. Considerate che Agrigento è stata la città che è cresciuta di più in termini di iscritti in Sicilia. È chiaro che questo partito ha bisogno anche di un momento di cerniera tra il governo regionale, dove abbiamo 4 assessori, e il governo nazionale, dove abbiamo una premier, e il territorio. A questo serve il partito, serve ad ascoltare, a capire quali sono le criticità e a individuare le risposte e a lavorare tutti insieme, deputati regionali, nazionali, governo, a che queste risposte arrivino. Arriveranno queste risposte in un territorio che purtroppo da decenni è sempre ultimo nelle classifiche nazionali. Ecco, il vostro partito si farà da traino per un'economia maggiore nella nostra provincia, onorevole? Giorgia Meloni è al governo da un anno e già per Agrigento sono arrivati diversi segnali positivi. Il primo fra tutti, Agrigento sarà capitale della cultura 2025, stanno arrivando fondi importanti sia da Roma che da Palermo, non solo finalizzate a quell'obiettivo, ma che sono cose che rimarranno ad Agrigento. Diamo tempo a questo governo e a tutti noi di lavorare perché si possano invertire questi dati. Il segnale importante è già questo importante, che Agrigento non è più collegata a parole negative, adesso è collegata alla cultura, e questo è un significato importante. Tutti i dati economici sono migliorati, i dati dell'occupazione, i dati della crescita, i dati del PIL, sono segnali di una economia che si sta risvegliando e di politiche fatte dal governo Meloni che stanno funzionando. È passato solo un anno, ne abbiamo ancora 4 davanti. Secondo me i segnali miglioreranno e aumenteranno anche per Agrigento. Adriano Barba, il nuovo coordinatore provinciale del partito Fratelli d'Italia, al termine di questo congresso, ecco gli obiettivi di questa tua
diciamo, elezione, ecco, come intenderai portare avanti il partito? Come diceva Cannella, un partito che negli anni ad Agrigento ha avuto una struttura complessa, una vita anche difficile. Ma diciamo che è un partito che oggi ritrova innanzitutto una grande unità. Diverse anime del partito hanno fatto un passo indietro per arrivare a questo congresso uniti, per arrivare a questo congresso dimostrando che siamo un partito coeso, lo siamo pronti a nuove sfide, ma soprattutto siamo pronti a lavorare per questo territorio. Continuare a lavorare per questo territorio è la vera priorità, perché siamo isolati dal mondo, non è possibile continuare ad esserlo. Da Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, risultato di cui siamo parte, di cui abbiamo insieme a tutti gli amici del centrodestra voluto, portato a casa, da questa sfida, grande sfida, si deve partire per ridare dignità e speranza a questo territorio. Ecco, arriveranno delle risorse da Roma per Agrigento anche in vista di questa cosa, perché diciamo le carenze del nostro territorio sono enormi e tantissime. Ma dovremmo lavorare anche per questo, sicuramente arriveranno, già siamo al lavoro, ma la deputazione nostra è già al lavoro da tempo perché si possano non solo arrivare i finanziamenti e mettere in esecuzione i progetti che già sono nel cassetto per poter essere cantierizzati, ma soprattutto dobbiamo lavorare per creare la comunità di cittadini. Io sono convinto che se si creano le condizioni, al di là dei partiti, ma questo i partiti devono farsi carico di creare le condizioni perché ad Agrigento si crei una comunità agrigentina che abbia fame di riscatto, voglia di riscatto. Io penso che i risultati arriveranno per tutti. Onorevole Cannella, oggi questo congresso provinciale è importante, lei è venuto, ha dato il suo saluto, ricordiamo che lei è stato commissario proprio qui a Fratelli d'Italia in provincia di Agrigento, lascia ora un partito che si rilancia con la presidenza del congresso di Adriano Barba, col coordinamento l'elezione di Adriano Barba. Sì, io avevo assunto per volontà di Giorgia Meloni l'incarico da coordinatore regionale di commissario straordinario. L'obiettivo ovviamente era rilanciare il partito e trovare possibilmente una sintesi unitaria per la sua gestione. Ho lavorato per questo fin dall'inizio, ci siamo riusciti grazie anche al senso di responsabilità della classe dirigente agrigentina che ha trovato in Adriano Barba l'elemento di equilibrio e oggi Fratelli d'Italia riparte con ancora più forza per affrontare quelle che sono le prossime sfide amministrative e le prossime elezioni europee. Le prospettive di una crescita del nostro territorio, purtroppo sempre ultimo dagli ultimi decenni, cosa farete in questo senso, visto che siete al governo a Roma e a Palermo e anche ad Agrigento? Io sono certo che il governo, soprattutto quello regionale, guarderà con grande attenzione la compagine di Fratelli d'Italia, i 4 assessori di Fratelli d'Italia guarderanno con grande attenzione questo territorio. Già Agrigento capitale della cultura è un bel risultato, è una bella sfida ovviamente da vincere e quindi sono certo che per Agrigento si apra una stagione di nuovi scenari che possano essere certamente indirizzati allo sviluppo di questo territorio. Senatore Pugliese, qui ad Agrigento al congresso che vede ripartire un partito ad Agrigento dopo il commissariamento con l'elezione al segretario dell'avvocato Barba. Oggi è un momento molto importante per il nostro partito a livello territoriale, permettetemi di dire anche a livello regionale, perché si consuma un passaggio di fondamentale importanza all'interno di un congresso all'interno del quale ci sono stati confronti leali, ma al termine del quale si è registrata la convergenza su una persona qualificata e qualificante quale certamente è Adriano Barba. Sono felice che questa sintesi si sia trovata all'interno di un contesto territoriale dove si sono registrati oltre 4.000 iscritti, all'interno di un contesto territoriale quale quello siciliano dove si è registrata la percentuale di incremento del tesseramento rispetto all'anno precedente più alta d'Italia, col 419%, con quasi 25.000 iscritti, e sono felice che questo si consumi all'interno di un contesto temporale in cui Fratelli d'Italia si stia caratterizzando per l'azione anche governativa, tanto a livello regionale quanto a livello amministrativo locale, tanto a livello nazionale. Fratelli d'Italia sta vivendo una stagione di grande protagonismo, grazie soprattutto alla credibilità del nostro leader indiscusso Giorgia Meloni, ma la classe dirigente locale è assolutamente all'altezza della sfida.
Continuiamo con la politica. Per la prima volta dopo tanti anni la finanziaria regionale è stata varata in tempo utile senza arrivare all'esercizio provvisorio. Ne abbiamo parlato con il parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro. Catanzaro ha anche inserito nella finanziaria regionale un emendamento per sopperire alle necessità delle coppie con problemi di fertilità, una struttura necessaria alla conservazione dei gameti femminili donati per evitare lunghi e costosi viaggi all'estero. L'intervista al parlamentare del PD Michele Catanzaro. Siamo col parlamentare del PD Michele Catanzaro, oggi a questa iniziativa della CNA, una finanziaria che si è chiusa da poco, un record diciamo, perché finalmente dopo tanti anni la Regione non va in esercizio provvisorio. Ecco, nel settore del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato, ecco, lei ha fatto tanto, facciamo un po' un riepilogo di ciò che è stata anche una sua presenza verso questi settori? Intanto io sono sempre stato vicino a quello che è la categoria degli artigiani. La CNA è un'associazione che in questi anni ha proposto e continua a proporre delle soluzioni per quello che è la categoria e quindi la politica deve accoglierle. Proprio sulla finanziaria noi abbiamo raccolto il grido di allarme delle categorie produttive e, a differenza di quello che il governo regionale volesse far passare come messaggio dell'ostruzionismo dell'opposizione, si è dovuto ricredere, perché l'opposizione ha lamentato quello che continua a lamentare, la poca visione e strategia di questo governo regionale, ma le opposizioni e soprattutto il Partito Democratico ha voluto dare il suo contributo nel cercare di migliorare quelle pochissime norme a sostegno delle categorie produttive che si ritrovano nella finanziaria regionale. Noi abbiamo voluto dare il nostro contributo, ma non abbiamo mai messo in dubbio quello che era l'iter per poter dare appunto non l'esercizio provvisorio ma il risultato della finanziaria. È ovvio che il risultato della finanziaria deve avvenire con i contenuti, cosa che noi ritroviamo poco. L'ho dichiarato, l'ho detto, forse si pensa troppo alle esigenze di territorio e invece si dovrebbe pensare a quello che la strategia di questo governo regionale vuole. Certo, non parlare di diritto alla salute, abbiamo una sanità in ginocchio in Sicilia e spero che la sanità pubblica venga privilegiata rispetto ad un'idea che questo governo regionale forse mette da parte della sanità pubblica. Abbiamo diversi segmenti produttivi, l'agricoltura, l'artigianato, la pesca, che ovviamente vengono martoriati da questa che è una finanziaria regionale, diritto allo studio, trasporti, quindi c'è tanto da fare e spero che questo governo regionale non pensi agli slogan elettorali che vengono in prospettiva o in prossimità di campagne elettorali, guarda le provinciali, guarda le europee. Sui gameti lei ha lavorato particolarmente con un suo provvedimento, ecco, se brevemente ci spiega qual è l'iniziativa. Io ritengo che questo è un provvedimento, è come dire mettere un seme per poter far sì che venga innaffiato e nascere. Qui adesso il governo regionale deve fare la sua parte perché servono i disegni di legge, però la raccolta dei gameti, in questo caso femminili ma anche maschili, diventerebbe un qualcosa di fondamentale e di importante per tutte quelle coppie giovani e meno giovani che si accingono a poter dare la vita ad un figlio, una figlia. In questi anni noi andiamo, siamo costretti ad andare fuori dall'Italia e questo non è giusto, questo è un argomento di enorme sensibilità, soprattutto per un ripopolamento che noi dovremmo davvero con un grido di allarme dare alla nostra amata Italia, in questo caso alla Sicilia, e allora poi dobbiamo partire proprio da lì, perché altrimenti siamo in una fase di invecchiamento, in una fase che ovviamente ci vede delle percentuali elevate. Invece dobbiamo incentivare quelle giovani coppie e anche con questo si incentivano, e quindi abbiamo individuato nella banca del cordone di Sciacca che
è un fiore all'occhiello ed eccellenza in tutta Europa, abbiamo appunto individuato una raccolta di gameti e da lì dobbiamo partire, quindi questo è un input che diamo ad un governo regionale sperando che non sia sordo a quello che sono delle proposte che invece vanno verso una direzione importante e una direzione che guarda non soltanto in Italia ma soprattutto al di fuori dello stretto e dello stivale e quindi guarda l'Europa. Passiamo ora alla cronaca. La Polizia di Stato ha condotto in questi giorni un'attività di controllo ad alto impatto tra i territori di Gela e Niscemi. Con ordinanza del questore di Caltanissetta, Pinuccio Albertino Agnello, sono stati impiegati oltre 330 operatori della Polizia di Stato nell'ambito di un progetto nazionale del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, il servizio. La Polizia di Stato ha condotto in questi giorni un'intensa attività di controllo ad alto impatto tra i territori di Gela e di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Con ordinanza del questore Pinuccio Albertino Agnello sono stati impiegati oltre 330 operatori della Polizia di Stato nell'ambito di un progetto nazionale del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. Le attività sono state coordinate dalla squadra mobile di Caltanissetta con i commissariati di Gela e di Niscemi, con l'ausilio dei reparti specializzati della Polizia e la collaborazione dell'ASP, dell'INPS e dell'Ispettorato del Lavoro. L'operazione ha permesso di identificare ben 1.117 soggetti, 259 dei quali con precedenti di polizia, e 546 veicoli. Sono state contestate 95 infrazioni al codice stradale, 12 veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 67 posti di controllo effettuati e 55 le attività commerciali sottoposte a controllo. Ben 18 le perquisizioni alla ricerca di armi e di materiale esplosivo che hanno permesso di denunciare 2 soggetti per detenzione illegale di armi. Inoltre sono state sequestrati delle munizioni sulla quali la polizia scientifica sta effettuando delle verifiche. Le 22 perquisizioni alla ricerca degli stupefacenti hanno permesso di eseguire un arresto e denunciare altri 4 soggetti per detenzione di hashish, marijuana ai fini di spaccio. Per quanto riguarda anche lo sfruttamento lavorativo e il caporalato, i controlli hanno interessato 5 aziende agricole, 3 delle quali sono state sospese, 2 titolari sono stati denunciati per numerose violazioni del testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, 18 i lavoratori irregolari trovati all'interno delle serre e oltre 25.000 euro di sanzioni contestate. Sono state altresì controllate 3 stalle per allevamento di equini nel territorio di Niscemi al fine di prevenire e reprimere le corse clandestine con 3 persone denunciate. Controllate altresì numerose attività di autonoleggio con 22 sanzioni per mancata revisione e copertura assicurativa del parco auto. I controlli hanno riguardato infine le agenzie onoranze funebri di gestione del servizio privato di trasporto infermi mediante ambulanze. Sono state effettuate dei controlli anche a attività commerciali che curano la gestione della raccolta del materiale ferroso e un titolare è stato sanzionato per la mancata compilazione del formulario dei rifiuti speciali. Altresì, grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale, sono state numerose attività di autonoleggio e conseguentemente elevate 22 sanzioni per mancata revisione e copertura assicurativa del parco auto a disposizione dei noleggiatori. Gli esiti dell'attività della Polizia Giudiziaria sono stati rassegnati alla Procura della Repubblica di Gela per le valutazioni di competenza. Un ventenne è stato ucciso nella nottata nel corso di una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate, in provincia di Palermo, e poi proseguita all'esterno del locale. La vittima è Francesco Bacchi, 20 anni, figlio di Benedetto Ninni Bacchi, il re delle scommesse online, finito nell'inchiesta antimafia Game Over. Il ragazzo sarebbe stato assassinato a botte. Indagano i carabinieri di Partinico. La corrispondenza da Palermo.
Si chiama Andrea Cangemi, ha 20 anni, sarebbe stato lui ad infliggere i colpi mortali a Francesco Bacchi, il giovane morto in seguito alle percosse al culmine dell'ennesima lite fuori da una discoteca nella notte fra sabato e domenica a Balestrate. Il giovane è stato fermato ieri sera ed ha trascorso la notte in caserma. Avrebbe confessato il delitto davanti al pubblico ministero e ai carabinieri. Non volevo ucciderlo, avrebbe detto. È indagato per omicidio preterintenzionale. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Partinico, delegati dal procuratore Maurizio De Lucia e dal PM di turno Alessandro Macaluso. Francesco Bacchi sarebbe stato ucciso a calci e pugni durante una rissa scoppiata alle 3 di notte, probabilmente iniziata all'interno della discoteca Medusa e poi proseguita fuori dal locale. Secondo gli investigatori, i colpi mortali sarebbero stati sferrati da uno solo dei giovani coinvolti. Lo rivelerebbero le testimonianze alle persone che hanno assistito al pestaggio e una serie di immagini girate dalle videocamere piazzate sia nella discoteca che fuori. I carabinieri della scientifica hanno passato al setaccio palmo a palmo tutte le vie per cercare di individuare le tracce di sangue. Ieri, in caserma a Partinico, per tutta la giornata sono andati avanti gli interrogatori di quanti hanno preso parte alla serata e alla rissa. Grazie alle numerose telecamere, molte sono del comune di Balestrate, sono stati rintracciati gli autori dello scontro, i protagonisti dell'intera vicenda e i responsabili del delitto. I residenti di Balestrate, nella zona attorno alla discoteca, avevano presentato un esposto alle forze dell'ordine per gli schiamazzi e i rischi dopo l'apertura della discoteca Medusa in via Palermo 2. Abbiamo prestato soccorso immediatamente, hanno affermato i gestori della discoteca, e abbiamo 80 testimoni pronti a dimostrarlo. Fuori dal locale abbiamo per ogni serata un'ambulanza, era stata una serata tranquilla, intorno alle 3 di notte c'era poco lavoro e quindi l'ambulanza era andata via, la paghiamo a spese nostre. Non ci aspettavamo nulla di simile, concludono, siamo fortemente colpiti. In programma mercoledì 17 gennaio dalle ore 9:30 in poi presso l'Aula Magna dell'Istituto Niccolò Gallo di via Quartararo ad Agrigento il convegno dal titolo Come contrastare i femminicidi, analisi e proposte, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia del Libero Consorzio e del settore Pari Opportunità, presieduti dalla dottoressa Maria Antonietta Testone. Oltre che moralmente, attraverso l'impiego e la disponibilità delle nostre competenze, saremo vicini alla città dal punto di vista finanziario per promuovere le iniziative legate all'evento Agrigento Capitale della Cultura 2025, lo ha annunciato il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, durante il suo intervento in occasione dell'Assemblea Territoriale della Confederazione celebrata sabato scorso al Museo di Agrigento Il Servizio. Oltre che moralmente, attraverso l'impiego e la disponibilità delle nostre competenze, saremo vicini alla città di Agrigento dal punto di vista finanziario al fine di promuovere le iniziative legate all'evento di Capitale Italiana della Cultura 2025. Questo quanto annunciato dal presidente nazionale della CNA Dario Costantini durante il suo intervento in occasione dell'Assemblea Territoriale della Confederazione, che si è celebrata nella Sala Zeus del Museo Archeologico Griffo, messo a disposizione dall'ente parco. Così come abbiamo fatto con la CNA degli altri territori che hanno l'onore e l'onere di rappresentare il Paese, ha precisato Costantini, anche per la città di Agrigento il sistema CNA darà il proprio contributo perché, ha tenuto a sottolineare il presidente nazionale, va bene la poesia ma occorrono anche soldi per poter fare bene le cose e la CNA, un antipasto del suo concreto e generoso impegno, lo ha già servito nel corso del TTG di ottobre, accendendo i riflettori del mondo sulla città dei templi a seguito della prestigiosa proclamazione nell'ambito della Fiera di Rimini. Ha ricordato Dario Costantini, presidente nazionale, che nella sua 2 giorni di permanenza a territorio ha voluto visitare le aziende, abbiamo dato protagonismo alla città di Agrigento, tanti e significativi gli argomenti trattati nel corso della mattinata dal presidente Costantini, che si è detto orgoglioso di essere ad Agrigento per partecipare all'assemblea della CNA, che ha scelto come focus un tema di grande attualità, quello dell'intelligenza artificiale e dell'intelligenza artigianale,
nazionale, sviluppi, riflessi e regolamentazione e rivoluzione degli assetti socio-economici. È un processo ineludibile quello che ci accingiamo a vivere, ha evidenziato il presidente nazionale Costantini. Bisogna fare i conti con la tecnologia che avanza, destinata a cambiare la fisionomia di molti mestieri. La digitalizzazione è faticosa e costosa per le piccole imprese. Ecco perché questi passaggi richiedono dei finanziamenti per i quali le nostre associazioni sono chiamate a offrire assistenza e consulenza. Il segretario Claudio Spoto, insieme al presidente della CNA territoriale di Agrigento Di Natali, accoglie con soddisfazione l'annuncio del presidente nazionale Costantini in merito all'attenzione che CNA nazionale riserverà ad Agrigento, capitale della cultura. Lo ringraziamo per aver accettato l'invito a partecipare all'assemblea e aver lanciato forti messaggi chiari. Abbiamo voluto comprendere meglio, ha detto Di Natali, la portata di questa avanzata tecnologia in chiave cognitiva e gli effetti che la stessa produrrà sia in termini di rischi che di importanti opportunità rispetto alla gestione delle nostre attività imprenditoriali. È martedì 16 gennaio dalle ore 10:30 in poi, presso la sala convegni della Fondazione Foderà dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, in via Mazzini, sarà presentato il bando per l'imprenditoria giovanile e femminile Fare Impresa in Sicilia. L'evento, promosso dalla Commissione Finanza Agevolata dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, da Sicindustria Agrigento, Gruppo Giovani Imprenditori, Sicindustria Agrigento, Piccola Industria, in collaborazione con l'IRFIS Fin Sicilia, vedrà la partecipazione di esperti del settore, autorità e imprenditori. È stata l'aula magna dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso a Licata a ospitare il convegno sul tema management del carcinoma della mammella. La gestione multidisciplinare fa la differenza, organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Agrigento. Oggi un evento estremamente importante organizzato dall'Ordine dei Medici della provincia di Agrigento che mi ha dato il gradito compito di essere il responsabile scientifico. Parliamo di tumore della mammella, una malattia estremamente importante a grande impatto sociosanitario. Abbiamo pensato a 3 sessioni per cercare di sottolineare alcuni punti fondamentali. La prima sessione si occupa di dibattere su quelle che sono le novità in quella fetta di donne che hanno un alto rischio ereditario di sviluppare il tumore alla mammella. Sono donne che hanno una mutazione genetica BRCA1 e BRCA2, donne che oltre che sviluppare il tumore alla mammella possono frequentemente sviluppare anche tumori dell'ovaio e anche altre neoplasie, meno frequentemente rispetto al tumore alla mammella e dell'ovaio. Queste donne devono essere seguite in maniera particolare e a queste donne va ovviamente proposta anche quella che si chiama chirurgia di riduzione del rischio. La seconda sessione invece si occuperà di fare il punto sulle innovazioni che riguardano le terapie locoregionali, la chirurgia e la radioterapia, e poi ci sarà anche un momento in cui si dibatterà del tempo ricostruttivo, perché nel momento in cui noi siamo costretti, magari perché abbiamo di fronte un tumore multicentrico, a togliere una mammella, dobbiamo sempre pensare e proporre di ricostruire questa mammella, perché la mammella per la donna, è essere partner, è essere madre. Quindi al tempo demolitivo va sempre associato il tempo ricostruttivo. La terza e ultima sessione è quella che riguarda il progresso, i grandi progressi fatti dall'oncologia medica nel trattamento del tumore della mammella, sia in fase precauzionale dopo l'intervento chirurgico, sia nella fase avanzata. Abbiamo pensato a 2 casi clinici che vengono presentati attraverso delle clip di cortometraggi girati dal sottoscritto e dai colleghi dell'unità operativa che chi vi parla dirige, dove vengono
posti in essere quelle che sono le caratteristiche dell'incontro tra il medico e il paziente, quella che è la comunicazione della diagnosi, quella che è la comunicazione delle terapie. Sono in realtà due casi clinici che sono stati trattati nel 2020, alla fine del 2020, nel periodo Covid, e li abbiamo voluti riproporre proprio per far vedere come oggi, a distanza di 3 anni, avremmo probabilmente cambiato il nostro percorso di terapia alla luce di quelle che sono le ultime innovazioni scientifiche e tecnologiche. In ultimo ci sarà anche quella che è una lettura che farò personalmente sulla situazione della Breast Unit, del nostro modello organizzativo all'interno dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Noi abbiamo il piacere già da tempo di essere sede di centro di riferimento regionale per la cura dei tumori della mammella e presenteremo quello che è il percorso diagnostico terapeutico assistenziale che le nostre donne che sviluppano il tumore della mammella seguono, un percorso di efficienza ed efficacia che solo il modello organizzativo Breast Unit può consentire. Oggi l'Ordine di Agrigento è felice di essere presente a Licata e sponsorizzare un corso di aggiornamento sul carcinoma della mammella organizzato dal dottore Curella, dal dottore Rabita, dal dottore Puma, dall'oncologia di Agrigento, dalla chirurgia, dalla radiologia del nostro territorio, dei nostri ospedali e oltre agli psicologi presenti. E questo è importante anche l'approccio che si è dato a questo corso, questo approccio multidisciplinare, quindi il contributo da parte di tutti gli specialisti, dall'oncologo al radiologo al chirurgo, nella soluzione del problema, ma non solo da un punto di vista scientifico, da un punto di vista per i risultati che abbiamo e per le guarigioni spesso che abbiamo, ma anche curando la psiche della paziente e quindi l'aiuto e il contributo da parte degli psicologi e l'importanza anche di questi progressi scientifici che sono fatti e ad Agrigento dove abbiamo in particolare questa Breast Unit dove c'è la soluzione del problema anche da un punto di vista psicologico per il mantenimento della mammella che nella donna sappiamo che è importante, diciamo, da un punto di vista psico. Quindi l'ordine incontra sempre tutti i territori, siamo stati a Sciacca, oggi siamo a Licata, quindi felici di essere qua per incontrare tutti i colleghi del territorio, per un incontro che può essere importante per quanto riguarda l'aggiornamento che alla fine è la nostra mission e la nostra stella polare. Il convegno svoltosi a Licata è un convegno multidisciplinare sul carcinoma della mammella che riguarda, come ho detto prima, più discipline e per questo devo ringraziare il primario dell'oncologia di Agrigento, il dottore Savarino, e la Breast Unit che adopera su tutta la provincia in maniera egregia. Come ordine abbiamo sposato questa causa in quanto l'ordine va anche sul territorio e sono contento e molto orgoglioso di aver portato questo congresso a casa mia perché essendo di Licata sono soddisfatto di questa manifestazione e ringrazio il presidente dell'ordine e quindi tutto l'intero consiglio per aver fatto in modo di venire a Licata e anche nella periferia di Agrigento. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. La nota attrice Claudia Colla a Cannizzaro racconta il suo rapporto con la fede. L'attrice, dopo aver partecipato alla Santa Messa, ha incontrato la comunità parrocchiale e parlato del percorso di cambiamento, conversione, fede e impegno. Sono stati questi 3 capisaldi della testimonianza portata da Claudio Colla a conclusione della celebrazione eucaristica all'interno della chiesa della parrocchia Immacolata Concezione di Cannizzaro in provincia di Catania. Sentiamo la stessa attrice Claudia Colla. La mia vita è cambiata nel senso che è più bella, è una vita piena,
ho realizzato molte cose che desideravo e che non sapevo nemmeno di poterle realizzare. Nel 2000, con il passaggio della Porta Santa, è iniziata la mia conversione, che però ha richiesto anche un periodo di maturazione, non è stata immediata, cioè la riflessione, il mettere in discussione il proprio stile di vita, quindi è ragionata anche, ma aiutata sicuramente da Dio con la sua grazia. Senza, ecco, davvero ci riempie di gioia, ma soprattutto per le cose che tra poco c'è. Questa bellissima esperienza di incontro con Claudia Coll, che molti di noi ricorderanno come attrice, questa parte grazie all'esempio di vita che testimonia ogni giorno. Ecco, Claudia ha tantissime persone a stare bene ed è un lavoro molto difficile in questi tempi, anche perché la sua attenzione, la sua chiamata arriva da una famiglia cristiana praticante, quindi non è che ho ricevuto fede quando io sono nata, ho avuto un parto travagliato, è stata fra la vita e la morte, per sempre mi affidò alla Vergine Maria. Le disse: se io non posso crescere questa bambina, pensaci tu. Arrabbiarsi con Dio, ha fatto quest'atto di fede e infatti io vi posso dire, perché io sono cresciuta i primi mesi di vita e anche i primi anni di vita con una nonna non vedente, dedicato alla Vergine Santissima, e come dicevo la testimonianza di Claudia oggi, ecco, ci sprona di un'icona e di un'offerta che è per opere di carità. Alla fine del Vangelo, dove Andrea, dopo aver visto, dove Gesù di Pietro, abbiamo incontrato il Messia, lo abbiamo riconosciuto, è lui che dobbiamo seguire. E Pietro cosa fa? Anche lui ripete quasi gli stessi gesti, fissa lo sguardo su Gesù, gli dice: tu sei Pietro, è da te che dà vita a quella bellissima esperienza di secoli, per sempre, della Chiesa. Ma la Chiesa ha bisogno, ecco, di questa testimone, lo dirà nelle sue lettere. Ciò che io ho ricevuto ve lo racconto, ve lo dono, ve lo trasmetto, non lo posso trattenere per il Signore. È qualcosa di così bello, di così grande, di così straordinario, che non possiamo tenerlo per noi. In questa occasione, l'altro quadro che sta, guardando la Vergine Santissima, del peccato, alla gloria di proclamarci impedetta, regala il sacerdozio. Benvenuti nel Trapanese, terra di sole, cultura, di mare e di scorie radioattive. Un consiglio comunale congiunto aperto per il 15 gennaio. Questi rifiuti arriveranno come? Con gli aerei? No. Con i mezzi pesanti, sì, ma arriveranno attraverso navi, dunque entreranno nella città di Trapani. Faccio questo esempio, se volete, immediato per dire che il rischio è notevole. No, perché noi abbiamo un'altra idea di sviluppo in questo territorio, che non è quella di pigliarci un po' di soldi della serie, sono convinti che in Sicilia siamo con l'anello al naso, ci mettono un po' di soldi, di milioni di euro, eccetera, posti di occupazione e ci ammazzano. Il sindaco di Trapani sta dicendo che porterà la gente in piazza contro i rifiuti nucleari? Sì. Le dovremmo avere ipoteticamente a 10 km in linea d'aria, ossia dietro la porta. Quando accade un qualcosa del genere non c'è più nessun vento che si può fermare, tanto per intenderci, dunque non è solo un problema di 10 km o 7 km da un lato, c'è un problema di inquinamento e di un contesto che sostanzialmente tiene conto sì delle stanze ma relativamente, dunque da questo punto di vista no.
senza se e senza ma. C'è chi addirittura è favorevole perché pensa che soprattutto nel territorio di Fulgatore non impatti così magari come impatterebbe nell'agro di Calatafimi e Segesta. Penso che il nostro territorio non meriti questo trattamento, io penso che il nostro territorio vada valorizzato, a maggior ragione ovviamente per il sito di Calatafimi dove sappiamo quello che c'è, anzi noi dovremmo pensare di far sì che il parco di Segesta invece di fare 300.000 accessi l'anno ne faccia 600.000. Un bacino storico come quello della provincia di Trapani non merita di essere macchiato da un impianto di smaltimento dei rifiuti nucleari. Ci sono sicuramente siti più idonei e aggiungo, ma quando si fanno queste valutazioni si pensa al rischio del trasporto. Trapani è la provincia dei misteri, se l'è chiesto come mai di 5 siti individuati in Sicilia ne sono rimasti 2 e questi 2 soltanto in provincia di Trapani. Sarà data una spiegazione. Chi ha individuato questi siti non conosce il territorio, non ha letto le carte e come al solito ha subito le pressioni politiche probabilmente di qualche maggiorente del centrodestra della Sicilia orientale e ha escluso i siti della Sicilia orientale, molto semplice. Una voce unanime, ancora unanime, senza alcun dubbio, senza se e senza ma. Il mio intervento soprattutto si è incentrato sulla difesa del nostro territorio, dal punto di vista dell'agricoltura, dal punto di vista del turismo, da tutta l'economia che ruota nel nostro territorio, anche in difesa dei sacrifici dei nostri padri che hanno come dire, spianato una strada. Arrivando qui ho capito che ci sono varie scuole di pensiero, c'è chi dice favorevole nel territorio di Fulgatore perché non andrà ad impattare nulla e poi viene visto anche come un'ipotetica opportunità di posti di lavoro. Ha detto bene ipotetica, del resto come comune capoluogo non potevamo esimerci dal lanciare questo momento di confronto da cui speriamo possa scaturire una cabina di regia e quindi anche un comitato tecnico-scientifico che consenta ai territori di esprimersi nei riguardi del governo su questa situazione. Forse sta per essere presa un po' sottopiede questo spauracchio, questa ipotesi di inquinare il territorio. È possibilissimo che venga presa troppo sotto gamma perché poi sulla carta tutto viene presentato come rose e fiori, ma noi come territori pretendiamo di dire la nostra per una tematica così delicata che ci coinvolge tutti. Totalmente contrari, non sono idonei, devono essere tolti da quella mappa. Alcamo è molto impaurita, in linea d'aria li dovremmo avere a 10 km e non è una distanza da qui in Australia. Riguarda l'intera provincia, ma direi anche la Sicilia. Le osservazioni, come già risaputo, sono state già prodotte nel 2021. Oggi ancora ci ritroviamo tra i 51 dei siti idonei. Dicono che nel territorio di Fulgatore si potrebbe impiantare. Rispondiamo che noi abbiamo il dovere morale di lasciare in eredità ai nostri figli un territorio sano, con tante problematiche che conosciamo del nostro territorio, ma un territorio sano, un territorio naturalistico, un territorio che non sia per i prossimi 300 anni nelle proprie viscere un ecomostro del genere. Sicilia Holiday, un sogno fatto in Sicilia, il film diretto da Michela Scolari con Claudia Gerini. Dipinge la Sicilia dei colori del vero e distrugge lo stereotipo della mafia, promuovendo l'isola all'estero. La corrispondenza da Palermo. Una commedia romantica ambientata in Sicilia, in particolare a Sciacca, che racconta la storia di Mia, una giovane attrice dal passato tormentato che si innamora di Nino, uno scultore ricco solo del suo talento e dei valori delle tradizioni secolari del suo paese. Protetta dal senso di comunità del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierà per sempre. Trasformazione che sarà messa in crisi dall'arrivo di un altro personaggio che la riconnetterà con il suo passato. Sicilian Holiday è una commedia romantica di ispirazione americana, ma che rende un omaggio all'arte, alla grande letteratura siciliana, al suo teatro che ha nutrito la mia crescita da sempre. Verga, Sciascia, Pirandello, Quasimodo. Questo è Sicilian Holiday. Un film che mentre fa innamorare i miei personaggi di loro stessi e della Sicilia, fa innamorare dei tanti racconti meravigliosi che la Sicilia ha da fare, prima e molto più importanti dei racconti di mafia che hanno segnato la storia di un certo cinema in Italia e soprattutto nel mondo. Il mio sogno da tantissimi anni era quello di riportare al mondo la Sicilia per quella che è,
una terra d'amore, di cultura infinita, che non ha mai smesso di ispirare il mondo da 4 millenni. E questo è Sicilian Holiday, una lettera d'amore alla mia Sicilia. Io faccio Phil nel film, che è il fratello di Nino, che è quello che poi si metterà in contrasto fra la storia d'amore di Nino e Mia, un'attrice americana che arriva in Sicilia per uno shooting fotografico e si innamora perdutamente dei paesaggi, della gente, delle persone che la accolgono. Ma la vera protagonista del film secondo me è la Sicilia, perché è lei che riesce a riscattare, a curare, sanare le anime di tutti gli attori del film. Passiamo alle notizie sportive. Risultato da tennis, quello raggiunto dall'Akragas nella partita di domenica scorsa all'Esseneto, vincendo per 6-0 contro la Gioiese. Le altre squadre agrigentine ha visto il Licata perdere contro il Real Casanovo per 5-0, mentre il Canicattì pareggiare con il Portici per 1-1. Alla fine finisce a suon di reti il match a porte chiuse giocato all'Esseneto tra Akragas e Nova Gioiese. Troppo evidente il divario tecnico tra le due squadre che, con la compagine ospite che, nonostante il risultato tennistico, va ugualmente ammirata per la generosità espressa sul rettangolo di gioco ed onorata con i propri giovani della Juniores, la maglia viola, in attesa di tempi migliori. In poche parole non c'è stata partita e si è visto sin dai primi minuti, infatti dopo appena un paio di minuti un calcio di rigore in favore dell'Akragas trasformato da Grillo regalava il primo vantaggio biancazzurro, che dopo 3 minuti raddoppiava con Di Stefano. Nova Gioiese in balia dell'Akragas, con quest'ultima che continuava a giocare senza forzare più di tanto e chiudeva il primo tempo in vantaggio di 2 reti. Nel secondo, Mister Coppa cambiava qualche pedina, la compagine di casa iniziava a pigiare sull'acceleratore e così riusciva a segnare per ben altre 4 volte. Ad inizio ripresa, 53esimo, si registra una maldestra autorete del giovane ospite Montefusco, mentre al 65esimo Marrale di tacco portava 4 le reti. Poi spazio agli ultimi arrivati e proprio con il debuttante Casa di Dio all'80esimo arriva la quinta marcatura, mentre 5 minuti dopo Liga arrotonda a 6 il compito dei gol segnati. Adesso si ritorna in campo mercoledì prossimo 17 gennaio con l'Akragas impegnato in trasferta a Sant'Agata Militello contro la locale compagine peloritana del tecnico Michele Facciolo, attualmente posizionata al 6° posto. Una sfida che si presenta difficile perché dopo la sconfitta subita da quest'ultima a Vibo Valencia con il minimo scarto. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Sì, era importante l'approccio perché se non fosse stato di questo tipo come siamo stati noi bravi oggi ad iniziare questa partita, ad approcciare questa partita, queste sono partite che poi possono anche complicarsi. Dopo il 2-0 non mi è piaciuto, abbiamo avuto un calo di intensità e questa cosa non va bene, ne abbiamo discusso dentro lo spogliatoio e infatti al secondo tempo abbiamo ricominciato come abbiamo iniziato il primo tempo. Queste sono partite che vanno approcciate subito bene per chiuderle, quindi bravi all'inizio del primo tempo e bravi all'inizio del secondo tempo. Alcuni gol sono arrivati anche attraverso belle trame di gioco. Sì, noi quel tipo di situazioni, quel tipo di linee, quel tipo di giocate ce li abbiamo e quando siamo anche con un po' di lucidità, di serenità dentro riusciamo ad esprimerci anche bene, però oggi bisognava essere soprattutto concreti anche visto le condizioni del nostro campo perché piove da una settimana ed era assolutamente impraticabile, per cui noi abbiamo cercato innanzitutto di essere concreti e lo siamo stati, ripeto, nella prima parte del primo tempo e nella prima parte del secondo tempo, però non do per scontato il risultato di questa partita perché devo dire che sono stati bravi ragazzi ad approcciarla nel modo giusto, altrimenti poteva anche non andare così. Guardando la classifica, una vittoria che vale doppio, 3 punti pesanti. Sì, io durante la settimana ho detto ai ragazzi, l'ho detto anche nell'intervista
alla vigilia secondo me questa partita valeva 6 punti, visto anche gli scontri diretti delle altre squadre, e quindi ci siamo fatti trovare pronti, i ragazzi hanno capito l'importanza della partita e sono contento. Adesso la sfida in trasferta contro il Sant'Agata, altri punti importanti per la salvezza di entrambe le formazioni? Andiamo a giocare contro una signora squadra perché sta facendo un grandissimo campionato, è una squadra che gioca bene al calcio, però sono contento, andiamo a giocare in un fondo che secondo me ci consentirà di esprimerci come piacerebbe esprimerci sempre ogni domenica anche a noi, per cui secondo me sarà una bella partita aperta a qualsiasi tipo di risultato. Da martedì, da domani io inizio a preparare questa partita, con i ragazzi ci rivediamo martedì per fare rifinitura. Come commentare? Diciamo che un 6-0 è difficile commentarlo, però voglio dire, da 3 giorni che siamo qua abbiamo preso le redini della squadra, ma io più che altro vorrei ringraziare questi ragazzi che si stanno sacrificando da più di un mese, si sono messi un po' alla gogna, scusatemi il timbro, ma sono messi un po' alla gogna, però bisogna solo ringraziarli. Adesso purtroppo arriviamo in una settimana dove avremo 3 partite, in una settimana, sperando che la società già sa che servono determinati elementi, si sta lavorando, ovviamente non è mai facile testerarli poi in un paio di giorni, quindi adesso dobbiamo solo pensare a lavorare, migliorare questi ragazzi che al momento ci sono. Sì, abbiamo fatto un approccio importante alla gara, che era importantissimo approcciare nel modo giusto questo tipo di gare. In settimana avevo parlato con la squadra, io avevo detto che secondo me era una delle partite più delicate da affrontare in questo girone di ritorno, perché al di là che avevo visto un po' di immagini, ampie immagini della Gioiese, una squadra che corre tanto, che è messa bene in campo e ha anche fisicità. Il campo sappiamo le condizioni, quelle che sono, perciò devo fare un plauso ai ragazzi perché hanno approcciato nel modo giusto la gara. Poi per il resto penso che la partita l'abbiamo vista e secondo tempo siamo entrati in campo nuovamente pimpanti, li abbiamo presi alti, abbiamo dato un ritmo alla gara e poi sono soddisfatto degli innesti nuovi, dei giovani, Casa di Dio, Inserillo, Liga, ragazzi che sono stati chiamati hanno risposto presente. Questi 3 punti che valore hanno nella classifica dell'Akragas? Ma un valore importantissimo. Guardando anche gli altri risultati mi dicono che le partite sono finite tutte, è come se abbiamo preso 6 punti, perché abbiamo dato un buon distacco un po' a tutti, sapendo che il nostro obiettivo è sempre quella cifra che ho detto il primo giorno che siamo arrivati. Vittoria scontata dunque per l'Akragas di Marco Coppa, che rifila 6 reti alla malcapitata Nuova Gioiese formata da giovani locali calabri. Pari del Canicattì fermato in casa da Portici, mentre nell'anticipo del sabato il Licata ha subito una sconfitta pesante sul campo del Reale Casalnuovo. Per quanto riguarda le altre siciliane, il Siracusa espugna il difficile rettangolo di gioco dell'Ocri, la San Cataldese pareggia in casa con il San Luca, il Ragusa divide la posta in pale a Castrovillari, mentre il Sant'Agata cede di misura a Vibo Valencia. Infine la Cireale si arrende a Reggio Calabria. Ma vediamo un po' qual è la nuova quali sono stati i risultati di questa seconda di ritorno. Real Castelnuovo Licata 5-0, Akragas Gioiese 6-0, Canicattì Portici 1-1, Castrovillari Ragusa 1-1, Reggio Calabria Città di Acireale 3-1, all'Ocri Siracusa batte l'Ocri 3-1, San Cataldese San Luca 2-2, Vibonese Città di Sant'Agata 2-1. Hanno riposato Trapani e Nova Igea Virtus. Ed ora veniamo ai risultati che si sono avuti nel campionato di eccellenza Girone A. Dunque Profavare e Sciacca escono vincenti da questo turno. Non cambia nulla infatti nel campionato di eccellenza Girone A.
La classifica rimane immutata anche perché le battistrada hanno tutte vinto e rimangono invariate le distanze tra di loro. Alla scondata vittoria interna della Nissa risponde per le rime la Pro Favara, che pur soffrendo sì dall'ultimo minuto riesce a vincere lo scontro diretto con il Mazara 46 fuori casa. Non c'è gloria, anzi c'è gloria anche per lo Sciacca che espugna il difficile campo del Bisilmeri. Ma vediamo quali sono stati i risultati. Athletic Club Palermo Oratorio Marineo 1-1, Castellammare Aspra 1-1, Don Carlo Misilmere Unitas Sciacca 0-1, Folgore Supergiovane Castelbuono 1-1, Fulgatore Mazzara 2-2, Geraci Accademia Trapani 2-1, Nissa batte Casteldaccia 5-0, a Mazzara la Pro Favara ha vinto con l'Unione Sportiva Mazzara 46 per 3-2. Il Pro Favara vince a Mazzara, confermata così la seconda posizione con 43 punti in testa, sempre la Nissa con 49 punti. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato. Importante vittoria per la Pro Favara che torna dalla trasferta di Mazzara del Vallo conquistando l'intera posta. I ragazzi di mister Gaetano Catalano si sono imposti con un rocambolesco 3-2 sulle Mazzara 46, terza forza del campionato di eccellenza Girone A, allungando 3 punti in classifica sulla stessa Mazzara e mantenendo salda la seconda posizione alle spalle della Nissa che guida il campionato con 6 lunghezze di vantaggio. La Pro Favara ottiene un successo di straordinaria importanza disputando un match emozionante, andando in vantaggio per ben 2 volte con i padroni di casa che sono riusciti a rimontare in entrambi i casi. La Pro Favara trova la rete della vittoria con Retucci al 95esimo, dopo che il Mazzara aveva sfiorato a sua volta la vittoria con un palo un minuto prima con Ferraù. La gara si sblocca dopo 2 minuti di gioco. Dalla destra cross di Caternicchia in aria per D'Amico che con un piattone al volo batte Chebà. La gioia del vantaggio dura soltanto pochi minuti. Al quinto, dalla destra, arriva il cross di Locascio in aria. Barbero al volo di destro batte Scuffia. Nella ripresa i ritmi crescono e ne beneficia lo spettacolo. Al 52esimo la Pro Favara torna avanti. Retucci, palla al piede, arriva al limite dell'area di rigore e batte Chebà in uscita. Al minuto 81esimo il miracolo di Chebà, bravo a deviare in angolo una conclusione ravvicinata di Ficarrotta. Pro Favara resta in 10 per un doppio giallo al difensore Marino. A 4 minuti dalla fine arriva il pareggio del Mazzara 46. Ferraù cross in area a beneficio di Barbero, colpo di testa che batte Scuffia per la seconda volta. Quando tutto sembrava finito, arriva la sorpresa. Negli ultimi secondi di gioco, contropiede vincente di Retucci che supera ancora Chebà e realizza la sua doppietta che dà i 3 punti alla Pro Favara. Sì, effettivamente oggi è stata una vittoria pesante, una vittoria che dà una sterzata a questo campionato, che allontana la Mazzarese da noi, che ci proietta a un mese di gennaio caldissimo, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ovviamente dobbiamo goderci questa grande vittoria, la vittoria di un gruppo importante, una vittoria di una città che crede, che ha un sogno, che oggi ci ha accompagnato, anche oggi ci ha accompagnato in una trasferta lontana e difficile, e alla società che ci ha permesso di prepararla nel migliore dei modi, perché siamo andati in ritiro in eccellenza, non è per nulla scontato. Stiamo vivendo un momento fantastico, è la 9ª vittoria in trasferta su 9, siamo contentissimi di questo, stanno ripagando i nostri sacrifici, stiamo facendo un percorso fantastico che è un po' oscurato ovviamente dal campionato strepitoso che sta facendo la Nissa, ma abbiamo ancora la possibilità di riaprire e di avere qualche speranza di andare o di raggiungere il nostro sogno dalla porta principale. Se non dovessimo riuscire c'è un'altra porta che non vogliamo assolutamente mollare. Che dire, il mese di gennaio sarà decisivo per questo, ma noi come gruppo vero, gruppo importante, che lo stiamo dimostrando da settimana e oggi credo che è stato l'emblema
della forza di questo gruppo, perché vincere a Mazara non è facile per nessuno, non so quante squadre c'erano riuscite, e poi vincere in questo modo, in 10 uomini al 96esimo, ha un sapore diverso e ce lo godiamo tutto, ma da martedì pensiamo al prossimo avversario che è il Misilmeri, perché dobbiamo cullare e coltivare questo sogno che portiamo avanti dal 1° agosto noi, la società da 2 annetti, che prova a fare il salto di qualità e piano piano ha migliorato tutto. Consentimi di dedicare questa vittoria a Salvatore D'Oro, che per noi è una figura super importante, il nostro addetto stampa, il nostro fotografo, il nostro tuttofare, che sta vivendo un momento difficile, ma siamo sicuri che ne uscirà fuori e tornerà ad esultare in campo con noi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.